Allora, intanto ben arrivati a tutti. Per chi non fosse mai venuto qui, questa è la sede di Sicut, una società benefit che mette a disposizione questo spazio per l'associazione Salus Bellatrix. È un'associazione che ogni mese, il 13, organizza un evento, gli argomenti sono i più diversi e finalmente questa sera abbiamo avuto un argomento a cui tenevamo molto da parecchio tempo: la sessualità femminile e anche il recupero del pavimento pelvico. Cioè sono due argomenti, comunque connessi, a cui tenevamo molto, anche perché in questo periodo, come dire, sembra che non ci siano più tabù, no? Anche parlando della sessualità sembra che ci sia una libertà incredibile, però forse non è proprio esattamente vero. E anche il pavimento pelvico, molte donne sono presenti qui, sanno che a volte un po' per la gravidanza, magari per l'età, ci possono essere dei problemi che a volte portano a delle disfunzioni che possono essere anche veramente fastidiose, imbarazzanti. E la cosa più scandalosa, io non ho la televisione, però quando vado, non so, da mia nonna, dall'altra nonna di mia figlia, così, e vedo la pubblicità, ci sono tantissime pubblicità che cosa hanno come messaggio? Guarda, è un problema, magari quello dell'incontinenza, da poter, come dire, tappare in qualche modo. Tu puoi portare i tuoi bellissimi abiti svolazzanti, di solito lilla, bianchi, così, e non preoccuparti. E con l'organizzazione di questo evento ho scoperto che molti ginecologi neanche accennano al fatto del poter riabilitare, no? il pavimento pelvico, e quindi veramente ringrazio tantissimo Sara di essere qui con noi questa sera. Comunque adesso vi lascio a lei e buona serata. Grazie a voi di essere qui. Allora, vediamo un po'. In realtà la serata non è proprio sul pavimento pelvico, quindi dirò qualche parola in merito perché è importante. C'è comunque, si parla di pavimento pelvico, però non tanto di corsi e non di riabilitazione. Ci tengo a dire che non sono un'ostetrica né una fisioterapista, mi sono formata alla scuola di Nuria Vives, che è una donna spagnola che è stata portata in Italia dal MIPA, Movimento Italiano Parto Attivo, e di solito il MIPA è molto conosciuto dalle ostetriche perché è una delle scuole migliori in Italia. E la Piera Maghella, appunto, che è la direttrice del MIPA, cercava un insegnante per quanto riguarda il perineo e il pavimento pelvico, l'ha cercata per tantissimo tempo e ha trovato in Nuria Vives proprio il suo riferimento e quindi è riuscita a fatica a portarla in Italia. Nuria Vives ha lavorato per tanti anni con una francese che si chiama Blandine Calin-Germain, che ha scritto dei libri di anatomia meravigliosi, dove l'anatomia è disegnata in modo molto chiaro e semplice, per cui il corpo umano non diventa più qualcosa di misterioso, incomprensibile solo per gli addetti ai lavori, ma anche per le persone comuni come me e come voi, no? Almeno, non so se ci sono medici o cose in sala, però va bene. Quanti di voi hanno sentito parlare di pavimento pelvico finora, di perineo? Mamma mia! Allora gli uomini no, invece, immagino, perché pare che il perineo sia una cosa che riguarda solo le donne. Sarà perché le donne partoriscono, in realtà il perineo, il pavimento pelvico ce l'hanno anche gli uomini. Gli uomini, diciamo che non avendo la vagina, l'utero, hanno meno peso e quindi si pensa che magari a loro non partoriscono e quindi non hanno tutti questi problemi, no, di distensione dei tessuti, magari non hanno bisogno di pensarci. In realtà fa molto bene anche agli uomini lavorare sul pavimento pelvico per i problemi della prostata. Ci sono tante cose che non si sanno, non vengono dette in merito a questo argomento. Io sono molto contenta che negli ultimi anni, almeno nella zona di Bassano e dintorni, stanno partendo un sacco di corsi appunto sul pavimento pelvico e quindi si stanno un po' sensibilizzando le persone. Dice cos'è il pavimento pelvico? È la muscolatura del piccolo bacino, no? Di solito la si paragona a una maca, a una coppa e sostiene gli organi, la vescica, l'utero e il retto. È importante mantenerlo tonico, mantenerlo elastico,
Nelle pubblicità erroneamente si dice che va tenuto forte. In realtà forte è un concetto sbagliato, direi che proprio elastico è il termine giusto. Sono dei muscoli che bisogna imparare ad usare nella quotidianità, nessuno ce lo spiega. Una francese ha scritto un libro bellissimo che si chiama Perineo fermate il massacro, perché ci sono un sacco di sport dove viene portata molta pressione su questa muscolatura, i saltelli, piuttosto, sono tantissimi, ma anche i semplici addominali. Fare gli addominali senza attivare prima il perineo a lungo andare porta a problemi di incontinenza o di prolasso. Però questo spesso gli insegnanti di educazione fisica o nelle palestre non lo sanno, no? Quindi anche l'agonismo può diventare un problema se non c'è questo tipo di consapevolezza. Solo una cosa sull'importanza appunto che sia elastico e non tanto forte, perché per il tipo di vita che facciamo noi siamo tutti molto stressati. Stiamo spesso o solo seduti durante la giornata o molto seduti o molto in piedi, ma non teniamo il nostro corpo elastico, in movimento. In più siamo appunto sempre preoccupati con mille pensieri, abbiamo tanta tensione e nel nostro perineo si accumula questa tensione, per cui gli specialisti sanno che nella maggior parte dei casi non si tratta di perinei deboli, no? Uno dice è incontinente, cioè ha il perineo che va rinforzato, no, ha un perineo che va reso elastico, quindi spesso il perineo è teso, questa muscolatura è molto tesa, vi faccio l'esempio della mano, è così tesa che se io voglio renderla forte vado magari a fare esercizi a un movimento molto piccolo, perché è già in ipertono. E quindi la prima cosa da fare, che per esempio col metodo perineo integrazione movimento che uso io è la base di tutto, è andare a rilassare, no? Andare a distendere la muscolatura, perché quando la muscolatura si distende e poi io voglio attivarla, ecco che riesco ad avere una maggiore padronanza. Questo fa bene in un sacco di casi di problematiche come appunto l'incontinenza, il prolasso, i dolori sessuali durante i rapporti, i dolori durante il ciclo, fa bene nei casi di stitichezza, ma fa bene anche per la postura, per un sacco di cose. Non ultimo, il benessere psichico della donna, perché il perineo è proprio il primo chakra, no? Io stasera parlerò anche un po' di energia, dirò qualcosina, ma molto poco, e appunto riguarda le nostre fondamenta, ci dà questo senso di sicurezza nello stare al mondo, riuscire a fare le scelte giuste, o più che giuste, diciamo più appropriate, quelle più in sintonia con noi stessi. Una persona che ha un perineo, un primo chakra che funziona bene, di solito non lavora contro se stessa, no? Sa cosa vuole, è molto più solida, convinta di sé. Sì, non so se vi ho parlato della metodica che uso. No, Perineo integrazione movimento, appunto vi ho detto di Nuria Vives, è una metodica che diciamo ha come base la bioenergetica, è un lavoro sulle percezioni, quindi si va ad ascoltare tutto il corpo e in particolare questa zona con un'attenzione sempre più puntuale, per cui si riescono a distinguere proprio le varie fasce muscolari. La vagina è una parte del corpo che noi non conosciamo, cioè non è come la mano che la muoviamo e sappiamo cosa stiamo facendo. Ci sono culture dove le bambine fin da piccole vengono abituate a usare questa muscolatura, a conoscerla. Per esempio mi raccontavano che in Africa, mi è arrivato questo racconto, usano le uova sode, usano le uova che vengono messe in vagina in modo che le ragazze sentano, no? A noi fa strano, però, oppure se pensiamo alla Thailandia, a tutti questi paesi, no? Hanno tutto un altro approccio al corpo e a questa parte del corpo. Quindi è una metodica che va a lavorare sulla percezione e poi attraverso movimenti molto semplici e gradevoli ed un linguaggio delicato, perché è una zona che ha bisogno di delicatezza e di rispetto, questa, di un profondo rispetto. E grazie a questi movimenti si riesce proprio ad andare a sensibilizzare la zona, ad arricchire proprio la sensorialità di questa zona, perché noi siamo abituati a sentire poco laggiù, non sappiamo proprio
non sappiamo abbastanza, secondo me, non sentiamo abbastanza. Il fatto di sentire ci permette poi anche di risolvere problematiche, oppure anche nel caso in cui si facciano percorsi di riabilitazione si accompagna molto bene anche ai percorsi di riabilitazione. I corsi sul perineo sono corsi che io consiglio a tutte le donne, prima o poi, è un regalo che ogni donna dovrebbe farsi nella vita. Bene, allora questo è sul pavimento pelvico, poi al limite se a fine serata avete delle domande specifiche potete chiedermi. Io laggiù ho lasciato dei libricini che sono molto carini, alcuni sul perineo e un altro sul Tao e sul punto G. Se volete farvi le foto, se volete sfogliarli, non sono in regalo, E poi ci sono dei vecchi volantini con date antiche, però magari trovate il mio sito, il numero di telefono e qualcosina scritto anche sul pavimento pelvico, meglio sui corsi. Allora, la rivoluzione di velluto, in realtà, che cos'è? È una conferenza che io ho ideato, diciamo, ho terminato un anno fa, ho presentato a Bassano per la prima volta a gennaio del 2019 ed è il frutto di letture fondamentalmente, è un interesse personale. Diciamo che in un centro mi era stato chiesto di fare una presentazione del mio lavoro, così come siete voi seduti per un pubblico ampio e attraverso delle slide. A me è venuto male perché ho detto ma il mio è un corso assolutamente sensoriale, come faccio a spiegare che cosa faccio? E poi da lì sono passati mesi, però io avevo sempre questa idea che mi ronzava in testa e mi sono detta però c'è qualcosa che io vorrei raccontare, perché durante i corsi capita che a seconda delle domande, dell'atmosfera così, io mi metto a raccontare di varie letture, no? Che ho fatto, che sono poi state suggerite dalla mia stessa insegnante di Perineo Integrazione e Movimento, Nuria. È una bibliografia, parte della bibliografia me l'ha data lei, ce l'ha data lei al corso, alla formazione e quindi insomma ho assemblato un po' questo materiale e ho cercato di dare delle risposte a domande che io ho nella testa da un po' di tempo come donna e che sento che bene o male insomma riguardano, non dico tutte le donne, ma una bella fetta di noi, no? Ed è comunque tutto un discorso che secondo me ci sta dietro al lavoro sul pavimento pelvico, perché è giusto parlare di riabilitazione, è giusto prevenire i problemi, stare bene con se stesse a livello fisico, emotivo e tutte queste cose qua, però ci sono delle domande ancora più importanti secondo me che possono aiutarci o direzionarci. Quindi stasera faremo un viaggio tra le credenze, le conoscenze, i miti, le storie, le rappresentazioni. Di che cosa? Di qualcosa di cui noi sentiamo tanto parlare, no? Di qualcosa che è molto presente nell'immaginario collettivo eppure è sfuggente. Cosa sappiamo noi diciamo, dei genitali femminili? Perché questo è un po' l'argomento di stasera. Allora, noi sappiamo che possederne una significa poter mettere al mondo una creatura, no? Dare alla luce nuova vita, quindi è un potere enorme, è qualcosa di immenso, di incredibile. Ciò nonostante però, nonostante i genitali femminili svolgano il lavoro più importante sul pianeta, che cosa succede? Che possederne una significa spesso essere trattate come cittadini di seconda classe, no? O comunque non al pari dell'uomo, lo vedremo stasera, e le informazioni disponibili spesso sono incoerenti, non sono così chiare. Allora vorrei che ognuno di voi nel partire stasera si domandasse che cosa so io della vagina. Anche gli uomini possono farlo, sì, penso che abbiano qualche idea. Possiamo dire di conoscerla veramente? E che immagini abbiamo? Allora, il nostro viaggio inizia con un mito. È un mito che quando io l'ho scoperto ho detto mamma mia, ma che bello. È il mito del sollevamento della veste. È un gesto che si ritrova in vari continenti, in realtà anche in epoche diverse, quindi attraversa tutto il mondo e praticamente ha due significati, quello di allontanare il male e quello di accrescere la fertilità. In cosa consiste? Proprio nel sollevare la veste, gesto che facevano le donne, mostrando quello
che c'è sotto. Considerate che le mutande, almeno in Italia, ci sono dal 600, per cui sollevare la veste vuol dire che sotto non c'era proprio nulla. Quindi, risalendo alla preistoria, noi troviamo un mondo dove la vagina era venerata, era simbolo di fertilità, capace di tenere lontano il male. Plinio racconta che alla vista di una donna nuda le trombe d'aria, le tempeste, i fulmini cessano di imperversare. E Plutarco dice che le donne, facendo questo gesto, quindi alzando le vesti, riescono a cambiare gli esiti di una battaglia. Allora, queste sono cose che io ho raccolto da un libro che si chiama Storia di V di Catherine Blackledge, e ce n'erano tantissime di cose così. Io ho un po' preso quelle che più mi risuonavano, e per esempio questa è una parte delle storie di Erodoto. Erodoto era un grande viaggiatore, è vissuto nel V secolo a.C. e aveva viaggiato molto in Egitto, dove c'erano delle usanze molto diverse da quelle del suo paese, e praticamente racconta in queste storie di una grande festa che veniva fatta una volta all'anno, ed era per la dea Bastet, la dea della fertilità. E cosa succedeva? Succedeva che a migliaia di persone salivano nelle barche e attraversavano questo fiume, e scusate, è troppo presto, in ogni paese in cui si fermavano, praticamente le donne cosa facevano? Sollevavano le vesti, facevano un baccano terribile e in questo modo schernivano chi avevano davanti, no? Esponevano i loro genitali. Che cosa significava questo gesto? Allora, una donna che solleva la gonna e che mostra i suoi genitali è una donna che prova gioia, orgoglio e dignità. Poi ho trovato un altro, gesto, sempre analogo, cioè identico, che è il sollevamento della veste, questa volta nel Camerun, e che io sappia anche nel 1961 è stato usato dalle donne. Adesso vi racconto cos'è. È un po' diverso qui il senso, però richiama sempre il potere, no? della donna. Praticamente in questa tribù, quando una persona, di solito una donna, viene offesa, una delle donne del villaggio comincia a chiamare tutte le altre, tutte si chiamano e si raccolgono tutte assieme e vanno a circondare la persona che ha offeso, di solito o una persona anziana o una donna incinta, comunque insomma vanno a circondare questa persona che si è macchiata di questo oltraggio, e tutte insieme, appunto facendo anche il loro rumore eccetera, alzano la gonna, come per dirgli stai molto attento, no, a quello che stai facendo. Infatti nel 61 è successo che il governo voleva cambiare delle leggi sull'agricoltura, sulla coltivazione, e le donne anche in quel caso per un periodo lunghissimo ogni giorno andavano dove c'erano questi funzionari e si mettevano in cerchio e facevano mostravano i loro genitali, facevano questo rituale, e in quel caso è andata bene, nel senso che poi avevano dato ragione a loro, e gli uomini in quel caso sapevano che quando le donne fanno questa cosa qui vuol dire che c'è qualcosa di molto grave che sta accadendo. Che cosa significa questo gesto? Questo gesto sta a significare, verso la persona a cui lo si fa, ricordati da dove vieni, cioè stai molto attento a quello che stai facendo, perché io ti ho messo al mondo, no? Cioè, è come dire, qui c'è quel senso del potere femminile. Poi nella storia troviamo, adesso qui c'è un salto temporale, nel senso che siamo nel Medioevo, sono le Schellener Gighe, queste sono delle sculture che si trovano, in cui c'è proprio questa enfasi sui genitali, vedete? E sapete dove si trovano? Si trovano nelle chiese e nei castelli, ma ce ne sono proprio a centinaia, e si trovano in un'area che va dall'Inghilterra all'Irlanda, il Galles, la Francia occidentale, la Spagna del Nord e la Scozia. Lì ne vedete, vediamo se riesco a puntarla, ne vedete una qui. Vabbè, qui si vede un po', non si vede così bene perché è qua in cima. Ok, cosa è successo poi? Che tutte queste statue ovviamente nel tempo sono state distrutte, deturpate, oppure magari i genitali sono stati riempiti di cemento, e si pensa che la distribuzione indica che ci può essere stata un riferimento alla grande dea della religione celtica. Questa per esempio era in Italia,
a Porta Tosa, era collocata a Milano e poi è stata spostata. Anche qui mostra questa enfasi. E che significato ha? Di solito le mettevano all'entrata delle città, queste sculture, perché era proprio il segno di protezione, servivano per tenere lontano il male. Oppure, ecco, questa è un'altra Sheela Najik, che non mi ricordo più dov'è, a Oxford. Le spose, questa deve essere quella dove la toccavano, no, volgevano lo sguardo verso questa figura mentre andavano a sposarsi, oppure in altri casi dovevano proprio toccare la Sheela Najik. Nelle chiese erano di solito scolpite sulla chiave di volta, oppure, come abbiamo detto, all'ingresso delle città. Che cosa sappiamo di quello che avveniva prima che ci fossero questi miti, prima che ci fosse questo mito sul sollevamento delle vesti? Adesso siamo tornati un po' a ritroso. Insomma, quello che volevo dirvi è che fin dalla preistoria, prima della preistoria, cioè in un periodo che va dai 30.000 ai 10.000 anni avanti Cristo, si trovano raffigurazioni dove viene posta molta enfasi sui genitali femminili. Quindi si tratta di un arco di tempo di 20.000 anni. Sono state chiamate le figurine di Venere e sono state trovate in un'area geografica vastissima, perché va dalla Siberia alla Francia fino all'Italia meridionale. E sono immagini che ci mostrano una vagina sacra, inviolabile, simbolo di fertilità, di potere creativo, di speranza. Questa per esempio è la Venere di Willendorf e è molto famosa perché dicono che ci sia raffigurata la clitoride in modo molto molto preciso ed è datata a un periodo che va dai 26.000 ai 20.000 anni avanti Cristo. E poi c'è stata Maria Gimbutas, non so se qualcuno di voi l'ha sentita nominare, un'archeologa molto, molto famosa che ha portato alla luce un sacco di reperti, di manufatti, dai quali praticamente si vede che appunto ci sono queste statuette che non hanno pudore nel mostrare i loro genitali e sono sempre simbolo di fertilità, di prosperità e di ricchezza. Tra l'altro dagli scavi si è visto che queste città dove sono state ritrovate queste sculture non erano fortificate, questo è quello che sostiene la Gimbutas. Quindi si può pensare che fossero civiltà dove non c'era la guerra, non sono stati trovati utensili tipo armi e lei sostiene, perché poi ha anche interpretato tutti questi reperti, che fossero società matristiche, cioè dove l'uomo e la donna erano allo stesso livello. La donna era al centro della vita culturale e religiosa. Questa insomma è un po' una panoramica su quello che è il passato, su quello che troviamo della donna e dei genitali femminili. Quindi c'è stato un tempo in cui le donne avevano molta fiducia nei loro genitali, sul loro potere, non provavano imbarazzo, anzi erano fiere di usarli, di possederli e di mostrarli. Allora la domanda è: oggi com'è la storia? È uguale? Allora io ho preso da Internazionale il lavoro di 2 donne che sono andate a intervistare, a fare una piccola ricerca su come le donne oggi in America percepiscono i genitali. Forse magari l'avrete già vista, è un video un po' lunghetto ma è carino. Poi me lo dite se non ce la fate più, vi accelero. Conosceva questo video, l'aveva già visto? 1, 2, 3, non tanti, perché ha girato tantissimo, cioè insomma si vede su Facebook, almeno l'avevo trovato parecchie volte, l'avevano condiviso. Cioè, brava, grazie, sì, io ho tagliato, qui è stata tagliata una parte che riguarda il gender, non mi sembrava il caso di introdurre un altro argomento tostissimo, e ci si trovano su Internazionale altri 3 video forse sulle mestruazioni, sulla sessualità, sempre fatti da loro 2. Vi è piaciuto? Sì, anche ai maschi, chissà. Sì, si vedono un po' immagini esplicite, no? Non siamo così abituati a vederle, magari siamo abituati più a vedere la pornografia, ma viste così realistiche fanno un po' impressione. Allora, c'è una frase che ha detto la chirurga durante l'intervista, quella che faceva appunto gli interventi per ridurre le labbra, che pare che adesso vadano molto di moda in America, sicuramente sbarcheranno anche qui.
e dice: dobbiamo permettere alle donne di essere quello che vogliono. Non so se vi ricordate, no? Perché poi a un certo punto l'intervistatrice dice: ma non è che magari quello che le donne vogliono è condizionato, e ha detto dai maschi, in realtà dalla società. Allora, quello che io penso è che le idee sono effettivamente condizionate dall'ambiente in cui viviamo, quindi dalla televisione, dai media, internet, dalla scienza, dall'opinione pubblica, e spesso finiamo per conoscerci più dall'esterno che dall'interno, più per quello che ci viene raccontato che non per una esperienza diretta. E spesso non ci accorgiamo nemmeno che si tratta di un condizionamento sociale, non ne abbiamo la consapevolezza, non ce ne rendiamo conto. Questo per esempio è un quadro di Colbert, penso si chiami, se non ricordo male, fece scalpore all'epoca, per tanto tempo non venne esposto, adesso è forse al Louvre, comunque a Parigi, e vedete, all'epoca andava di moda il pelo pubico, che adesso è assolutamente aborrito. Il problema oggi è che le donne si identificano con il corpo tantissimo e continuano a essere rinchiuse, farsi rinchiudere nelle immagini che si vogliono di loro. Nel corpo è come se le donne cercassero la conferma di chi sono. Allora, Donne che corrono coi lupi, qualcuno lo conosce? È un manuale bellissimo da tenere sul comodino, da riaprire ogni tanto. Clarissa Pinkola stessa, per scriverlo ci ha messo, non so, 20-30 anni, ci ha messo tantissimo. È andata a raccogliere le storie, le narrazioni nel Sud America, no? E lei racconta degli archetipi, quindi spiega le fiabe in un modo incredibile. E ho trovato questo passo che dice: avere molto piacere in un mondo pieno di tanti tipi di bellezza è una gioia della vita di cui ogni donna ha diritto. Sostenere un unico tipo di bellezza è come essere inosservanti della natura. Non può esistere un unico tipo di uccello, canterino, di pino o di lupo, né di bambino, di uomo o di donna. Non può esistere un unico tipo di seno, di circonferenza o di pelle. Noi abbiamo visto nel video che una cosa è la normalità, c'era la ginecologa che diceva che in migliaia, quante donne aveva visto in 30 anni di carriera? Tantissime. Lei aveva detto: non ho visto una vulva uguale ad un'altra, no? Però il modello che passa è che magari ci sia un unico tipo standard che va bene. C'è un sessuologo per cui organizzo dei corsi, Massimo Castellani di Verona, e lui dice sì che il modello pornografico è quello della vulva di una bambina, perché è senza pelo, è come di una bambina piccola, e lui sostiene che è perché le donne mature fanno paura, le bambine invece no, quindi chissà cosa c'è dietro. Questo per dire che una cosa è la normalità e una cosa sono i modelli. C'è molta confusione nell'immaginario delle donne riguardo appunto a cosa c'è lì sotto, e c'è una confusione che è anche del linguaggio. Per esempio, una cosa interessante è vedere le parole, no? Il loro significato, come vengono interpretate. Vulva veniva usato per descrivere sia l'utero che la vagina, il vestibolo, come una cosa unica. E non si sa bene nemmeno quale sia il significato, da dove derivi. Abbiamo visto che vulva dovrebbe essere intesa come la parte esterna, no? Quella che vediamo, mentre invece la vagina è il canale vaginale. Quindi per alcuni vulva deriva da valva, che significa porta, per altri da volere, che è un insaziabile desiderio, per altri ancora significa involucro o protezione. Ecco, ve l'ho appena detto, per vagina si intende oggi invece proprio il canale vaginale, poi c'è l'utero, le ovaie, e la vulva sarebbe la parte proprio che noi vediamo all'esterno. Il termine vagina è stato introdotto nei manuali di ginecologia nel 1700 e praticamente è stato chiamato così perché significa fodero. Riceve la spada del maschio e diventa una sua custodia, per questo è chiamata vagina, ovvero fodero. Vedete? Accogliendolo come un fodero accoglie una spada o un coltello, quindi proprio l'immagine di armi. E i nomi riflettono le convinzioni di un'epoca. I nomi non sono usati così a caso, ma ci raccontano chi siamo, come viviamo, quale percezione abbiamo della realtà. Per esempio nell'antichità i genitali femminili venivano chiamati con questi termini che io non so, aidoion o verenda, che significa provare rispetto, timore reverenziale, soggezione.
venerazione, questo nell'antica Grecia, no? Ippocrate, Aristotele, Omero, così si riferivano ai genitali femminili. Cos'è successo poi? Che con i primi cristiani, soprattutto con Agostino, si sono associati gli organi sessuali alla vergogna, al pudore. Quindi in Occidente poi notiamo come ci sia un linguaggio che è spesso denigrante, offensivo, insomma non così carino rispetto ai genitali femminili. Ecco, ne ho riportato alcuni termini, borsa, c'era anche un video molto carino che si vedeva proprio male con Benigni e la Carrà, mi spiace perché era proprio divertente, ma era un video pessimo, cioè la qualità del video era pessima. Allora, vagina, borsa, padella, non le leggo tutte, ma insomma, voi guardatele: tagliola, trappola, fessa, varco, abisso, buco, tana, palude, gabbia, sfiatatoio, ciabatta, fessura, farfalla è carino, effettivamente, zampogna, mortaio, pertugio, boschetto anche carino, meringa, frittella, brodosa, lasagna, gnocca, bernarda, piaga, tagliola, sepoltura. In Oriente invece c'è tutta un'altra storia. Gli antichi manuali cinesi, giapponesi e indiani ci mostrano che laddove la sessualità è libera, non ci sono sensi di colpa, non ci sono tabù, il lessico, cioè diciamo non c'è un'idea repressiva della sessualità, ecco che il lessico vaginale abbonda. Quindi in Oriente troviamo delle parole che sono proprio evocative della bellezza, di quella che loro chiamano yoni, la vagina, e riflettono proprio il senso di godimento per gli aspetti visivi, fisici e olfattivi. Ioni appunto significa utero, origine, fonte. Questi per esempio sono dei termini giapponesi, o meglio cinesi, taoisti. Utero, vedete, il palazzo dei bambini, camera rossa, scrigno dei gioielli, cuore della peonia e così via. Vagina è la gola d'oro, la porta d'oro. Cancello d'oro, fiore di loto, porta di giada, loto della saggezza, peonia appena sbocciata, clitoride, sito del piacere, terrazza dorata. C'è anche il pelo pubico, pelo sacro, muschio e così via. Il vestibolo, la corte paradisiaca, valle isolata, e il perineo è la porta della vita e della morte. Anche qui si potrebbe fare solo una serata solo su questa cosa qui. Allora, Naomi Wolf è un'altra delle ricercatrici, una scrittrice che a me piace molto, che ha scritto un libro che si chiama Vagina, una storia culturale, e lei dice che se per tutta una vita una donna sente chiamare la sua vagina squarcio o crepa, sarà questa percezione a rimanere scolpita nel suo cervello e orientarne la sensibilità. Analogamente, se la sente chiamare porta di giada, sarà questa percezione a rimanervi scolpita e orientarne la sensibilità. Allora, cosa succede? Che nel mondo occidentale odierno il fatto di alzare le gonne, o meglio, più che di alzarle, di tenerle sempre più corte, non rimanda a un senso di autorità e di potere della donna, ma rimanda più che altro a un senso di, come dice, disponibilità femminile, no? Effettivamente oggi noi viviamo in un mondo dove grande spazio ha la pornografia, un certo tipo di pornografia, e più che di pornografia a me piace parlare, cioè preferisco parlare di analfabetismo vaginale. Tutto quello di cui vi parlo adesso è preso proprio da questo testo di Naomi Wolf, non è farina del mio sacco. Allora, lei sostiene che la pornografia contemporanea impoverisce l'erotismo maschile e spinge gli uomini a bistrattare la vagina, se non a ignorarla del tutto. Allora, Naomi Wolf è una scrittrice, quindi ha letto tantissimi libri, romanzi, e lei parla, per esempio, di come veniva, di quella che veniva definita pornografia nel Settecento e nell'Ottocento, e lei dice che non si può paragonare a quella di oggi, perché ancora nella prima metà dell'Ottocento in questi testi troviamo gesti e parole seduttivi. Troviamo, che questi autori si soffermano a lungo sulle carezze, sui baci, sulle tenerezze, e con un ritmo che suggerisce un godimento lento e delizioso. Mentre invece, se si va su questi siti, no, dedicati alla pornografia, si trovano pochissime tracce di questa tattilità, di questa capacità di eccitare le fonti del piacere. Cioè ormai il sesso è un consumo
viviamo nell'epoca dei consumi, quindi è un consumo fra i tanti. E lei sostiene che è una nazione di masturbatori con gli occhi puntati sullo schermo e che quindi preferiscono trovare sfogo davanti al computer piuttosto che a fianco della compagna. Lei dice che è una popolazione soggiogata e non liberata. A me arrivano tantissimi racconti, per esempio, di amiche o donne così, che dicono che ci sono questi uomini che diventano proprio dipendenti dalla pornografia e non riescono più ad avere rapporti normali con la loro moglie o compagna. È stata fatta un'indagine, per esempio, dalla BBC sugli effetti della pornografia e si è visto che sono più gli uomini giovani fra i 19 e i 20 anni ad essere affetti da disturbi come la disfunzione erettile. E secondo parecchi terapisti, anzi uno dei principali terapisti del Regno Unito, questa cosa è dovuta alla dipendenza dalla pornografia in internet che causa una percezione distorta del proprio corpo, grandi difficoltà a relazionarsi con il sesso opposto e ad avere fiducia nei rapporti, proprio perché si ha una visione distorta della sessualità. Quello che manca è il contatto, la connessione e la cura. Vabbè, questi sono due ragazzi che io ho trovato il giorno del mio compleanno l'anno scorso per strada che si baciavano teneramente, si abbracciavano. Ho chiesto se potevo fotografarli perché erano proprio l'esempio della delicatezza, dell'attenzione e della presenza. Sì, quello che manca è l'attenzione appunto a tutta questa sensorialità, alla tattilità, no? È una cosa che stiamo via via perdendo, siamo molto abituati a usare gli occhi quando siamo davanti al computer, al telefono tutto il giorno, certi sensi come per esempio appunto il tatto, l'udito, l'olfatto li usiamo poco, no? E invece siamo molto, molto abituati a usare gli occhi, quindi io adesso vi faccio vedere una cosa molto molto veloce. Di un film, penso sia, di Erika Lust, qualcuno la chiama Lust, in realtà è un nome d'arte, Lust in tedesco significa voglia, desiderio, ed è una donna che si è accorta che la pornografia è molto scadente, nel senso che i video vengono fatti malissimo, non c'è attenzione per la storia, non c'è attenzione appunto per la tattilità, sono molto al maschile, no? E non al femminile, quindi lei fa del materiale di questo tipo erotico, molto esplicito. Io ho visto solo i trailer e quindi per un pubblico diciamo più femminile. Perché io vi ho mostrato questo? Perché mentre leggevo il testo a me piace mettere in discussione tutto, anche quello che penso, e mi sono detta ma tu non ti senti un po' bigotta a parlare così male della pornografia che poi neanche la conosci, quindi cosa vai a raccontare? Allora sono andata a cercare delle alternative, no? Perché a volte stare nella linea giusto o sbagliato non è sempre così giusto. Perché vi ho mostrato questo? Perché comunque in questo video, se notate, la donna non è sottomessa, non è schiava e c'è la tattilità, c'è tutta questa attenzione, no? Per le sfumature. Quindi è sicuramente qualcosa di migliore rispetto a quello che viene proposto. Allora, e secondo me c'è anche qualcosa che richiama l'erotismo in quel video, forse. Perché il problema di oggi, no, con tutto questo dilagare della pornografia, è che viene eliminato l'erotismo. E l'erotismo ha una grande forza, è una forza rivoluzionaria, perché riesce a risvegliare nel profondo le persone a tutti i livelli. Quindi è come se in un certo qual modo attraverso questo materiale ci tenessero tutti un po' incatenati. Ci tengono incatenati con gli stereotipi, no? Quindi vagine tutte uguali, modo di fare sesso che deve essere quello lì, secondo quel modello lì. Invece è importante staccarsi dagli stereotipi.
Abbiamo visto che la pornografia ha un effetto svirilizzante, no? Sul potenziale erotico della vagina. Allora, le donne oggi sono scontente, non so se lo sapete, ve lo dico, sono scontente dei modelli di sessualità disponibili perché sono a lungo andare fisicamente, emotivamente, psicologicamente insostenibili. Sono modelli di sessualità, appunto, l'ho appena detto, insostenibili su tantissimi livelli. Allora io adesso vi mostrerò, e perché sono insostenibili? Perché si basano sulla finzione. Adesso vi faccio vedere un video, anche questo brevissimo. Allora sono delle persone che sono state una trentina di persone sono state invitate in uno studio e dovevano ascoltare degli orgasmi e capire se erano veri oppure finti, ok? E se non capite guardate le facce perché sono molto, molto chiare, raccontano tanto, ok? Esta yo creo que es que se lo está haciendo ella. Non erano reali gli orgasmi. Esa es la que hemos elegido. Esa es la tuya. Se está limando las uñas, me meo. Hombre, yo pensaba que esto eran 2 vídeos reales, así que... Comparto la opinión de mi Pensavo fossero compañero. reali, anche uguale, Yo supuse que eran grabaciones. Yo pensé que era natural. diverse. Allora, il 60% pensava che fossero reali, il 43% no. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde? Però tutti hanno detto che la finzione ha influito sulla loro vita reale, Me da sessuale. la sensación de que son orgasmos que se han creado, ¿sabes?, para hombres. O sea, que no son reales. O sea, que forma parte de una película porno. La primera es una princesita. Ha sonado como en esta película de cuando Harry encontró a Sally. Se comen en esas películas lo que es la parte de la realidad. Para dar voz al placer real, Bijou and Discret presenta la librería de orgasmos con sonidos reales. Un proyecto que pretende mostrar la diversidad del placer femenino, ayudando a romper aquellas creencias que condicionan nuestra vida sexual. Ayúdanos a difundirlo. libreriadeorgasmos.com. È una libreria degli orgasmi dove hanno raccolto degli orgasmi reali, quindi se voi andate in questo sito che vende dei prodotti, non so neanche quali, non sono andata a indagare fino in fondo, ma penso riguardino la sessualità, se andate in questo sito potete ascoltare degli orgasmi reali. Allora io ho provato per curiosità ad ascoltarne qualcuno e la cosa incredibile è che sono diversissimi e bellissimi e ti danno anche la rappresentazione, non so se avete notato, con le bolle davano quella rappresentazione e praticamente questo lavoro, questa libreria serve a sfatare i miti sull'orgasmo, a liberarci da questo tabù e a questa credenza su come deve essere, no? L'orgasmo femminile. Quindi l'idea è quella di lasciare maggiore libertà alle persone e dice qual è il suono dell'orgasmo giusto? Il tuo. Sono tutti diversi, quindi, perché poi c'è sempre questo mito, no? Sempre l'idea della prestazione, tanto nell'uomo che nella donna, però diciamo che l'uomo non può fingere più di tanto. Ecco, e poi la cosa interessante, se volete potete lasciare registrare il vostro e mandarglielo. Non si sa, aumentiamo, contribuiamo alla creazione. Allora, la domanda che io mi sono fatta poi, mentre facevo tutto questo lavoro, è: ma perché le donne fingono? Sì, insomma, non so se avete capito, è un viaggio che proprio io mi sono fatta tra me e me. In realtà, quando mi sono fatta questa domanda, non volevo rispondere. Ho detto, ma devo proprio... No, tagliamo sta parte. Proprio perché mi dava fastidio, no? Allora, io ho provato a darmi una risposta, però ognuno si può dare la sua sul perché le donne fingono. L'idea che mi sono fatta è che le donne
per loro natura tendono sempre a prendersi cura prima degli altri che di se stesse, no? Sono abituate a mettersi al secondo posto. Però questa cosa qua può diventare patologica se diventa un'abitudine, quando io lo faccio tutti i giorni e sempre, perché alla fine va a finire che smetto, vedete la donna che fa surf sulla tavola da stiro, va a finire che smetto di ascoltarmi e faccio fatica a capire che cosa mi fa stare realmente bene. Quindi non è colpa dell'altro, è fondamentalmente responsabilità mia, no? E poi sì, è per questo che si instaurano rapporti di dipendenza patologici. Michaela Zadra, assieme al marito, non so se la conoscete, ha portato il Tantra in Italia, sono stati i primi, adesso va molto di moda, ci sono un sacco di scuole, hanno scritto dei libri editi da Mondadori, si trovano anche in biblioteca e sono fatti veramente molto bene. E lei dice questa frase, dice: la maggior parte delle donne sa benissimo cosa non vuole, ma ciò che vuole rimane nascosto nei pensieri più reconditi e taciuto al mondo più spesso di quanto non si voglia o non si pensi. Siamo così disabituati ad ascoltarci che non sappiamo più cosa ci fa stare bene. Il fatto è che però, madonna mia, quante righe ho scritto per dire una cosa in 2 parole. Il fatto è che non è tanto il discorso non è solo il fatto di prendersi cura degli altri, è come se ci fosse qualcosa di più profondo dietro e ha a che fare con una memoria cellulare che noi donne ci portiamo dentro. Ed è una memoria che ha a che fare con una memoria di dolore, di grande dolore, e quindi spesso è più comodo far finta di niente, no? Le nostre cellule è come se si ricordassero che essere donna è pericoloso e provare piacere è molto molto pericoloso. Questo perché nella storia c'è stato un vero e proprio assalto al corpo delle donne. Vabbè, qui ci sono delle frasi di grandi padri che esprimono il loro pensiero sulle donne. Per esempio, le donne dovrebbero, leggo la seconda, tutte le donne dovrebbero morire di vergogna al pensiero di essere donne. Le donne non dovrebbero, questo è Clemente Alessandrino, Sant'Agostino dice: le donne non dovrebbero essere illuminate o educate in nessun modo, dovrebbero essere segregate perché sono loro la causa di orrende ed involontarie erezioni di uomini santi. Se gli uomini potessero vedere quel che si nasconde sotto la pelle, la vista delle donne causerebbe solo il vomito. E così via. Papa Pio II, quando vedi una donna pensa che sia un demonio, che sia una sorta di inferno. La donna è male sopra ogni altro male, ma ne ho presa qualcuna, ce ne sono tante. All'assalto al corpo delle donne, ecco, io sto facendo una carrellata così, ma ce ne sono talmente tante. Questa è un'incisione su legno, è una donna che è tenuta imprigionata al guinzaglio con la museruola dal marito. Era la famosa museruola per la donna bisbetica, c'erano questi ferri che entravano e bloccavano la lingua e la donna era costretta a camminare in strada portando tutta questa apparecchiatura qui e veniva incatenata e sbeffeggiata dai passanti, ma venivano anche vendute le mogli, questo in Inghilterra. Poi qui c'è la moda 1840-1910 di questa cosa bellissima, no? A vedersi il corsetto. Ecco, c'è stato un dilagare, un'epidemia di prolassi grazie ai corsetti, perché praticamente il corsetto stringe così tanto che provoca una pressione costante sulla muscolatura, sul pavimento pelvico, quindi gli organi vengono proprio schiacciati giù, finché si arriva proprio ad un cedimento degli organi che fuoriescono. E difatti in quell'epoca veniva usato il pessario, non so se sapete cos'è il pessario, oggi ci sono gli interventi chirurgici in caso di prolasso, all'epoca si inseriva questo anello per riportare tutto su, dentro e tenerlo su, e venivano prescritti anche in gravidanza, cioè fino quasi alla fine della gravidanza queste benedette donne dovevano portare il corsetto. Ecco, nell'Ottocento poi nasce l'idea della vagina buona e della vagina cattiva. Neve. Allora, praticamente fino al Medioevo e oltre, fino all'Ottocento, era risaputo che le donne sono lussuriose, cioè che le donne provano piacere nella sessualità,
Sarà per questo forse che questi padri della Chiesa sostenevano anche, no? Che le donne sono il demonio, forse perché un po' qualcosa era anche, diciamo, nell'Ottocento invece che cosa succede? Si dice le brave fanciulle, appunto le sante, non provano piacere nel sesso e invece quelle cattive vengono trascinate alla rovina dai loro appetiti. E quindi come si può fare se le donne non provano piacere? Succedono delle cose veramente assurde. Vi leggo questa. Questo è un testo di ginecologia, perché nell'Ottocento nasce la ginecologia. Si dice che una donna per bene desidera raramente qualche gratificazione sessuale per sé e si sottopone agli abbracci del marito soprattutto per gratificarlo. Questo non so se ve lo faccio vedere o se lo saltiamo. Isteria, l'avete visto? Ecco, era giusto. Perché cosa succede in quegli anni? Succede che praticamente le donne hanno due chance. Allora, siccome le donne non provano orgasmo, non provano piacere, però in realtà hanno voglia, vengono definite isteriche quando hanno forti appetiti sessuali, quando sono strane, no? E quindi vanno dai medici che le sottopongono a dei massaggi vaginali, che però non vengono chiamati, cioè vengono chiamati massaggi per curare il cosiddetto parossismo isterico, quindi non per portare le donne a provare piacere, ma per guarirle, perché le poverette stanno male. Questo in quell'epoca, quando alla donna andava bene. E c'erano le file di donne dai medici. I medici facevano fior di quattrini con questa terapia, però poveretti, infatti nel film si vede, erano stanchi perché star lì a fare un massaggio di un'ora a una donna moltiplicato, cioè avevano male alle mani, non ce la facevano più. Per fortuna è nato il vibratore, quindi in pochi minuti riuscivano a ottenere il risultato e fare ancora più soldi. Quindi questo quando andava bene. In realtà però la soluzione per molti mariti era quella di portare la donna a fare un intervento di isterectomia o cliteridectomia, vuol dire asportazione dell'utero o delle ovaie, della clitoride. Allora, praticamente la clitoridectomia veniva usata per curare le giovani che non riuscivano a liberarsi dall'atroce vizio della masturbazione. E fra il 1860 e il 1890 furono eseguiti migliaia di interventi di asportazione delle ovaie, perché si riteneva che le alterazioni dell'umore fossero riconducibili appunto ad una malattia delle ovaie. Quindi non c'erano problemi alle ovaie, c'erano problemi di umore e per i problemi di umore venivano tolte le ovaie. E quando è che venivano portate queste donne? Quando erano fastidiose, mangiavano troppo, si masturbavano, quando tentavano di suicidarsi perché forse non ne potevano proprio più, avevano tendenze erotiche, ma anche per furfanteria e dismenorrea. Le pazienti erano in genere portate dal chirurgo dai mariti che si lamentavano del loro comportamento indisciplinato e che dopo l'operazione diventavano più trattabili, ordinate, industriose e pulite. Questo per esempio, questo è l'ho preso sempre da Naomi Wolf, quindi lei parla del mondo anglosassone e lei dice che in quegli anni, nell'Ottocento, non a caso le donne cominciavano a chiedere di divorziare dai mariti, di avere accesso agli studi, di avere in custodia i loro figli quando si separavano, di poter appunto studiare all'università. Considerate che all'epoca che gli studi superiori per le donne non andassero bene perché erano debilitate dalle mestruazioni o sarebbero diventate stupide. Sì, gli studi avrebbero danneggiato il loro sistema nervoso, le avrebbero rese sterili o forse addirittura insaziabili. Questo è Charles Clay, l'uomo che ha inventato il termine proprio ovariectomia, mi sa. Non usava anestetici. Allora qui lo vedete che opera senza guanti assieme ad un sacco di altri medici e la poveretta appunto subisce l'intervento con tutta questa mole di gente attorno e senza anestetico, perché secondo questo medico la donna senza anestetico, sopportando il dolore, avrebbe dimostrato ottime capacità di recupero. Questo era un po' il clima dell'epoca. Allora, adesso ci sarebbe, se avete voglia, però me lo dite voi, un video che non vorrei appesantire,
di 4 minuti, 5 minuti, che parla è fatto da dei ragazzi dell'università, che parla del corpo delle donne oggi, come viene visto dai mezzi di comunicazione. Praticamente si vede come la donna negli anni 50, 60, no? Attraverso loro mostrano, cosa possiamo far andare, le pubblicità, veniva mostrato un modello di donna, come dire, alla quale venivano venduti gli elettrodomestici, tutte le cose per le faccende domestiche, ma con pubblicità molto stupide e svilenti, no? Come dire, tutte lo possono fare, sono cose stupide, è un mondo di uomini. Vedete per esempio questa immagine dell'uomo con la donna sotto messa a mo' di tappeto, che dice è bello avere una ragazza che gira per casa, no? Cioè, una che praticamente dici che una donna lo sa aprire questo, ecco, quindi sono tutte immagini che una buona donna è sempre a posto, non ti preoccupare anche se hai bruciato tutto, oppure lui che le fuma in faccia, ecco, sono immagini proprio molto, molto chiare di come veniva vista la donna, e quello che mostrano poi questi ragazzi è come oggi le pubblicità, i mezzi di comunicazione ci diano l'immagine di una donna che adesso non è più vestita come allora, ma è completamente, cioè è molto più nuda e viene usata per qualsiasi tipo di prodotto, c'è questo richiamo, c'è questa, diciamo, questo invito, no? E è sempre oggetto di sottomissione in queste pubblicità e dà un'idea di una donna sempre disponibile. Quindi loro dicono, nel passato è stato interiorizzato dalle donne questo modello, no? Per cui loro a casa fanno tutto, sono servili, si prendono cura del marito, fanno trovare tutto a posto. Ma che cosa succederà adesso invece che la pubblicità, i media ci propongono questa immagine, questo stereotipo della donna sempre disponibile? E alla fine, è una ricerca che hanno fatto, no? Sono dei ragazzi che hanno studiato comunicazione all'università a Padova. E allora loro finiscono questo lavoro dicendo ma noi non lo vogliamo sapere come andrà a finire, cosa succederà, perché effettivamente che una donna sia sempre disponibile in ogni momento forse non è così sano. Questo è un quotidiano locale, il Giornale di Vicenza, sempre per rimanere in tema. Allora io non ho la TV da 20 anni e non leggo, non compro i giornali, per cui sono questi periodi in cui vado in giro, apro, fotografo, mi prenderanno per una pervertita, perché veramente le ho selezionate le immagini. C'è questo signore qui, no? Che è garanzia, che si è visto, appunto io non ho la TV, però magari quando vado da mia madre lo vedo, cioè mi è capitato in un periodo di vederlo che in tanti spot, questo per dire che ci stanno portando da qualche parte. E vabbè, questo praticamente è un locale dove le donne dove ci sono questi sexy star, le chiamano. E questa è un'altra pagina, pensate un po', era il 22 dicembre dell'anno scorso, quindi molto vicini al Natale. Difatti qui c'è un articoletto sul presepe e poi la cosa carina, interessante, è che c'è proprio un chiarissimo esempio di quella che in psicologia sociale si chiama dissonanza cognitiva. Cioè abbiamo qua in cima un articolo che parla di un prof che ha fatto sesso con l'alunna che si è beccato 2 anni, e qui sotto invece una pubblicità appunto di questi locali in cui c'è questa donna che è così provocante, libera. È un po' come se ci fossero due livelli, no? Cioè è difficile, penso, anche per gli uomini convivere con questa cosa. Da un lato la provocazione costante e perenne, no? Nei mezzi di comunicazione, e dall'altro il fatto che però tu non puoi in realtà comportarti così, cioè essere così libero e fare quello che ti pare. Quindi diventa anche questa fonte di tensione, la famosa tensione in cui qualcuno ci vuole tenere costantemente. Perché una cosa che vi dico è che per esempio il primo chakra, no? È dove vive il perineo.
I chakras, dopo lo vediamo, sono questi canali energetici lungo la colonna vertebrale. E noi dovremmo provare paura, cioè il primo chakra è quello che ci fa sentire anche il pericolo, ma in natura gli animali il pericolo lo sentono quando c'è effettivamente, anche noi dovremmo vivere, qualcuno sta per arrivarmi una sberla, una pugnalata, a quel punto provo paura e mi preoccupo. Mentre invece oggi, con tutti i mezzi di comunicazione che insistono sulla crisi, sulla guerra, sulla disperazione, notizie terrificanti, ogni giorno siamo bombardati, praticamente il nostro primo chakra è massacrato, il nostro perineo anche a livello energetico è massacrato dalla tensione costante. E il fatto è che il piacere del corpo è la fonte da cui scaturiscono tutti i nostri buoni sentimenti e pensieri. Se si distrugge il piacere fisico a un individuo, questi diventa una persona frustrata e piena di rabbia e di odio. Allora, quindi che cosa succede? Che i mezzi di comunicazione ci mostrano una donna che è nel suo corpo mutilata dei suoi aspetti, del suo valore spirituale, no? È una donna che dà piacere attraverso un corpo mutilato, cioè un corpo che dice poco della donna, mostra un aspetto molto banale, se vogliamo, no? È molto mercificato. E in realtà, questa è sempre Naomi Wolf, dice che la nostra è una società che non ha voglia di scoprire come è fatto veramente il piacere femminile. Molte donne non conoscono veramente bene il proprio corpo, o non abbastanza, non sufficientemente, e spesso mentono o simulano un piacere che non provano. Si sentono inadeguate e frustrate, non conoscono bene il corpo per i pregiudizi culturali e vivono inconsciamente la sessualità come un atto forzato. E lo vediamo. Allora, perché la donna stia bene sessualmente è necessario che si crei un mix perfetto, o ottimo, insomma, ormonale. Cioè devono partire e andare in circolo la dopamina, gli oppioidi e l'ossitocina. La dopamina promuove la concentrazione, lo spirito di iniziativa, favorisce la socialità e il buon umore, ma anche l'aggressività e la sessualità. La cocaina manda in circolo un sacco di dopamina, cioè per dirvi di cosa stiamo parlando. Gli oppioidi promuovono il senso di benessere, il sentimento oceanico, la percezione del sublime e l'euforia. L'ossitocina è l'ormone che parte quando la donna partorisce, no? Ne arriva una valanga. È l'ormone delle coccole e della felicità, incrementa la percezione dell'interconnessione fra tutte le cose del creato. Questi ormoni tengono vivo il desiderio sessuale. Se questi ormoni non entrano in circolo, la donna non ha tanta voglia, no? Allora, la donna che ha un livello ottimale di dopamina è difficile che si faccia sottomettere, non fa cose contro la sua volontà, non si lascia manipolare, non si lascia controllare. Vi ricordate prima che avevamo visto nell'Ottocento cosa succedeva? Le donne chiedevano tutta una certa serie di diritti e fatalità venivano portate e venivano tolte utero ovaie. Cioè, che cosa? La fonte degli ormoni, no? Erano più facili da sottomettere, tornavano a casa ed erano buone, tranquille, industriose, fantastico. L'orgasmo aumenta anche il livello di testosterone nelle donne e appunto è per questo che se lo fanno in modo soddisfacente sono difficili da sottomettere. Una ricercatrice dice che il testosterone influenza la libido femminile più di qualsiasi altro ormone e riaccende il desiderio. È un po' come se le donne avessero un vero e proprio cuore laggiù, io lo chiamo il cuore genitale. Poi Naomi Wolf sostiene anche che quando l'amante non è distratto, la donna comunque crea un legame forte e bisognoso non proprio di attaccamento e dipendenza, ma da questo senso di comunione, diciamo. Le donne hanno bisogno di questo senso di comunione, quando trovano un amante che è in grado di risvegliare l'eros in loro ad un livello ottimale. La cultura che non rispetta le donne tende a ridicolizzare la loro attenzione per l'eros e per l'amore. Sono stata a Radio Gamma 5 e in bacheca c'era questa cosa qua. E allora io ho fatto la serata tutta contenta, arriva il momento di andare via, butto l'occhio in bacheca e dico ma no, e mi rattristo. Perché? Perché niente di grave,
diciamo, niente di grave, ma c'è questi famosi cartelli dove c'è scritto come rendere felice una donna. Allora l'uomo deve essere tutto, appunto, deve saperla ascoltare, deve essere ricco, deve essere psicologo, riempirla di complimenti, di coccole, di questo e di quell'altro. Come rendere felice un uomo, non so se si legge bene, bastano 2 cose: dargliela, ve lo leggo proprio papale, e non rompere i coglioni. Io non so, voi vi ritrovate in questa? Potete anche dire di sì, Vi ritrovate? Allora, forse è anche un po' vero, ma è un po' vero perché c'è altro che non viene detto. Difatti poi gli ho scritto io un altro biglietto vicino, gli ho scritto una cosa del tipo se tu la rendi felice poi lei sarà sempre disponibile, sempre affettuosa, sempre a posto, sempre in ordine, non avrà mai mal di testa. Allora, cosa succede? Che noi nasciamo con un grande cuore da piccolini e via via che diventiamo adulti, la ragione, la mente prende il sopravvento. Poi uomo e donna sappiamo, appunto, abbiamo visto dargliela, non rompere, e invece attenzioni e coccole, quindi sono molto diversi uomo e donna in questo. La cosa che ci sfugge è proprio, io credo, questo senso di connessione profonda, di interconnessione. Allora, io non mi sono presentata, non vi ho detto niente di me, che organizzo corsi, e organizzo appunto corsi anche con questo sessuologo, con Massimo. Ho organizzato in passato dei corsi di tantra, attualmente organizzo un corso sul Tao, sul taoismo, il Tao del sesso. E allora a me piace la visione del taoista della sessualità, perché appunto riesce a andare più in là di tutti questi stereotipi, di questo modo un po' basso, no? Di intendere la sessualità, e ci dà degli spiragli per avvicinare l'uomo e la donna, perché è veramente come se uno venisse da Marte e l'altro da Venere. A volte dici, ma come si fa a trovarsi? Allora ci sono coppie che naturalmente ci riescono, perché magari beate loro, sono già di loro su buoni livelli. Allora il taoismo ci dice appunto che ci sono questi 7 chakra lungo la colonna, questi canali energetici. Vedete, quello più basso cioè il primo è il perineo, il secondo, il primo è la sede proprio del, diciamo, il sesso selvaggio e il vivere diciamo a livello molto animalesco. Nel secondo troviamo le emozioni, dove lo sto facendo in modo molto brutale, ve li sto spiegando in velocità. Questa è l'autostima, e qui abbiamo il cuore, e andiamo su poi verso i canali più alti di connessione proprio con un senso più spirituale. Ecco, questo per farla proprio in soldoni. Allora, la cosa interessante è che se noi capiamo come circola l'energia sessuale nel corpo, perché quando parliamo di sesso parliamo di energia, capiamo la diversità fra l'uomo e la donna, possiamo accettare le diversità e possiamo capire come arrivare a far star bene anche la donna, ecco, detta proprio in soldoni, che è l'anello mancante, no? Di tutta la questione. Allora, il primo chakra, i chakra nell'uomo e nella donna, sì. Fotografatelo, che è molto bello quello lì, quindi sì, l'ho portato anche lì, libro se poi qualcuno vuole, però qui c'è Tao Yoga femminile, mi sa che lì ho portato Tao Yoga dell'amore. Sì, Oscar, per cui organizzo i corsi, lui ha studiato con Mantak Chia, con questo maestro taoista, che ha scritto questi libri bellissimi, se li volete prendere, però sono un po' difficili, è meglio farsi il corso, è più semplice. Allora dicevo, l'energia sessuale scorre praticamente dal perineo verso l'alto, no? E attraversa tutti i chakra. Questo funziona nell'uomo e nella donna. Quando l'uomo e la donna fanno l'amore, queste energie si mescolano, si incontrano. Nell'antichità, ma neanche ancora oggi, cioè il taoismo, il tantra, sostengono che attivando l'energia sessuale l'uomo e la donna e facendo l'amore possono raggiungere una connessione con il divino, cioè proprio come vivere la divinità in due, una cosa meravigliosa. Bisogna capire che i chakra sono polarizzati in modo alternato nell'uomo e nella donna, mi spiego meglio. Allora, nella donna il perineo è negativo, nell'uomo il perineo è positivo, è come la carica, no? Delle batterie, per cui la corrente passa da negativo a positivo, giusto?
e va su in questo modo qua, e poi si inverte nel secondo chakra l'uomo è negativo e la donna è positiva, e così via. Per esempio nel quarto, il cuore, la donna è positiva e l'uomo è negativo. Questo vuol dire che facendo l'amore l'uomo e la donna si scambiano queste polarità. Negativo non vuol dire peggio e positivo meglio. Cosa vuol dire? Positivo, l'uomo, il pene è esterno, si vede, ha bisogno di manifestarsi, di uscire, di mostrare tutta la sua potenza, no? La donna è negativa, cosa significa? Che è come un fiore che si apre e deve imparare ad accogliere. Anche per questo il lavoro, per esempio, sul perineo è importante, il fatto di riuscire a distendere e rilassare. Quindi la donna deve imparare a ricevere nel suo primo chakra, nel perineo. Quando saliamo nel secondo, magari sono cose complicate, ma poi le rivedrete, vi ritorneranno sicuramente. Nel secondo invece è la donna che attiva a livello di emozioni, così come lo è nel cuore, e allora l'uomo deve imparare a ricevere le emozioni della donna. Quindi tutto quel discorso sulle coccole, lo psicologo, l'uomo che deve fare tutto, in parte è vero. L'uomo dovrebbe un attimo sforzarsi di ricevere anche dal punto di vista delle emozioni, no? Quindi è un lavoro che devono fare entrambi. E Oscar, che tiene questi corsi sul Tao, lui per esempio dice che la donna, appunto, essendo per esempio, la donna deve stare molto attenta a non ferire l'uomo con le parole, pensate un po', questo secondo il taoismo. Questo è un libro meraviglioso, tutti i libri di Mantak Chia sono molto belli, quindi i piccoli gesti e le tenerezze hanno un ruolo cruciale sul piano fisico ed emotivo per innescare il piacere femminile. Noi sappiamo oggi che le donne sono strutturate per avere una infinità di orgasmi, compatibilmente ovviamente con la stanchezza, con le energie fisiche. E quindi chi comprende la sessualità femminile impara a regolare il suo ritmo in base alla donna. Quindi non è devo accontentarlo, ma è il sesso funziona bene, la donna nella sessualità sta bene e l'uomo si adegua. A questo punto io vorrei parlarvi di una parte del corpo femminile che riguardo alla sessualità, al piacere è molto importante. Qualcuno dice che è l'unico organo proprio che la donna ha dedicato al piacere ed è la clitoride. Allora Nuria, la mia insegnante, ci chiede di non nominarlo al maschile, proprio perché è un organo femminile, di chiamarlo la clitoride. Quindi mi piacerebbe che stasera voi ve ne andaste da qua modificando il linguaggio che usate non credo che tutti i giorni nelle conversazioni vi troviate a parlare, a nominarla, però se dovesse essere, ecco. Allora, significa piccola chiave, è stata già nell'antichità si sapeva che esisteva, quindi era stata già nel 120 a.C., ma anche nel 980, Avicenna la nomina nei suoi testi. Durante tutto il Medioevo non viene granché considerata, viene ritenuta più che altro una malformazione irrilevante. Succede che nel Rinascimento ci sono due uomini che fanno a gara per dire chi l'ha scoperta per prima. Questa è la cosa strana. Difatti si dice le scoperte della clitoride, perché la clitoride nel corso della storia è stata scoperta e riscoperta più volte e dimenticata, tolta dai libri di anatomia. Per esempio anche nel 98 è successo che a un certo punto hanno detto abbiamo scoperto come è fatta la clitoride, perché la clitoride, vedremo adesso in un video veramente molto carino di qualche minuto, sperando, tanto ci sono i sottotitoli se non si sente l'audio perché è tradotto dal francese, sì, vedremo come è fatta, è diversa, cioè noi siamo abituati a pensare che la clitoride sia questa cosa qui che vediamo esternamente, no? In alto, sotto il pube. In realtà è molto più ampia, vedete che ci sono delle radici, questa è la vulva, questo qui è il canale vaginale, vedete? E questa qui è l'estensione all'interno del corpo femminile della clitoride. Vediamo se si sente, se no magari togliamo la luce. Adesso va. Les femmes sont chanceuses. Elles possèdent le seul organe du corps humain qui sert uniquement au plaisir, le clitoris. Le petit bout qu'on peut voir est en fait le gland du clitoris. Comme un iceberg,
sa plus grande partie est cachée à l'intérieur du corps. 2 racines de 10 cm s'étendent de chaque côté. Ce serait grâce à elles que des femmes ont un orgasme vaginal. Le clitoris est comme un petit pénis. Il se gorge de sang et s'allonge lorsqu'il est excité. Mais il est encore plus chatouilleux que le pénis. Le clitoris a été plusieurs fois découvert et redécouvert par des hommes. Même si on connaissait le clitoris dans l'Antiquité, c'est en 1559 que le chirurgien italien Realdo Colombo l'identifie officiellement. 2 ans plus tard, un autre homme prétend plutôt que c'est lui qui l'a découvert. Par la suite, le clitoris a souvent été oublié ou mal représenté dans les livres. Beaucoup d'hommes ont débattu au sujet du clitoris et de l'orgasme féminin. En Grèce antique et au Moyen Âge, l'orgasme est recommandé pour tomber enceinte. Jusqu'au 19e siècle, l'Église catholique conseille même aux femmes de jouir pour libérer leur tension sexuelle. Mais dans les années 1800, des médecins prétendent que l'orgasme provoque chez les femmes des maladies comme l'hystérie et ils déclarent que le clitoris est un organe complètement inutile. Puis Sigmund Freud, l'ennemi numéro 1 du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal et il décrète qu'une femme mature doit trouver son plaisir seulement dans la pénétration. Ainsi commence une vague d'obscurantisme clitoridien. Aujourd'hui, le clitoris vit encore dans l'ombre. Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires. Pourtant, ce cher clitoris ne demande qu'à être aimé. Et puisqu'il ne sert qu'au plaisir, pourquoi ne pas s'en servir? Allora, praticamente sì, la clitoride scompare dai libri di anatomia quando si ritiene che non serve più per il concepimento, perché c'erano anni in cui si pensava che per concepire appunto fosse necessario l'orgasmo femminile. Quindi quando non viene più considerata come un organo riproduttivo, ecco che scompare dai dibattiti e dalle ricerche mediche. Per questo viene dimenticata, riscoperta, dimenticata e così via. In realtà la clitoride è il guardiano tra l'interno e l'esterno nella donna, può essere considerata come il nostro angelo custode genitale. Perché? Perché il sesso senza eccitazione, senza l'intimo coinvolgimento della clitoride, provoca le ferite e apre la strada ai batteri e alle infezioni. Le infezioni praticamente si diffondono in vagina quando ci sono delle abrasioni nella mucosa vaginale. E qual è la causa maggiore di abrasioni? È dovuto a rapporti sessuali che avvengono quando la donna non è pronta, quando non è ben lubrificata e quindi quando la clitoride non è ben eretta. Quindi si può dire ancora oggi che sia importante per il successo della riproduzione, perché quando è eretta comprime l'uretra e quindi impedisce l'entrata dei batteri che potrebbero causare infezioni alla vescica e al tratto urinario. Vabbè, questa è giusto per dire che anche in natura ci sono diversi animali che si prendono molto tempo per prepararsi al rapporto con canto, colpi, sfregamenti, vibrazioni. Questo per esempio è un uccellino, tessitore di bufalo, si chiama, e dice copulano con lenti e mutui sfregamenti clitoridei che possono arrivare fino a 29 minuti. Allora, siamo verso la fine, ci avviciniamo alla fine di questa conferenza
e io mi sentivo di terminarla lasciando qualche indicazione, che non è tanto sulla cura della clitoride, della dei genitali femminili, ma è un po' più, ha un po' più a che fare sempre con qualcosa di filosofico, se vogliamo. Allora, è importante ritornare a una cultura della differenza, e mi spiego meglio. Ho trovato questo libricino carino di una filosofa che si chiama Lucy Irigaray, Io, tu, noi, e da lì ho estrapolato questa parte. Lei dice che dobbiamo ritornare ad una cultura della differenza, nel senso che la donna e l'uomo sono molto diversi e la donna per sua natura è molto più vicina alla natura, nel senso che la donna è ciclica. Pensiamo a come siamo fatte, no? Attraversiamo nella nostra vita diverse fasi, un po' come se non fossimo mai la stessa persona, perché siamo ragazze, poi arriva il ciclo mestruale, magari arriva qualche gravidanza, poi arriva la menopausa, e ogni volta sono dei cambiamenti, anche ormonali, incredibili. Per la donna ogni compleanno non rappresenta un anno in più da sommare. È come se nella vita di una donna non si potesse parlare di linearità, cioè 1 più 1 più 1. Si può parlare di linearità quando la donna rinuncia a se stessa, perché la donna, grazie al suo corpo, è un po' come se fosse in continua crescita, anche nell'ultima parte della vita. E subire l'età come un invecchiamento significa dimenticare la fortuna di essere donne. Voi dite, beh, visto quello che c'è stato non è una gran fortuna. In realtà ci vuole un po' di consapevolezza, c'è un po' di lavoro da fare. Tutto questo richiede una rielaborazione spirituale. La filosofa si chiede come sia possibile coltivare una identità femminile. La risposta che dà è quella di coltivare la dimensione della verginità e della maternità. Però per verginità non si intende essere vergini, cioè arrivare caste al matrimonio, per esempio, no? Ma significa diventare vergini, cioè liberare i corpi e gli spiriti dai condizionamenti culturali, familiari, sociali, quindi liberarci da tutte queste catene, da questa memoria che ci portiamo dentro, no? Essere più libere rispetto alle nostre paure, rispetto ai fantasmi degli altri, liberarsi dai saperi, dai doveri e dai beni inutili. Quindi è un processo di liberazione, fondamentalmente, la verginità. Ed ecco che la donna, appunto, crescendo può sbocciare, può crescere un po' come un albero che modifica le sue forme in ogni stagione, no? Anche noi possiamo crescere spiritualmente nella coscienza. E questo vale anche per l'uomo, questo che sto dicendo, però la donna è veramente per sua natura molto più vicina alla natura. Difatti, se voi sentite persone che lavorano in ambito spirituale, in percorsi di crescita così, vi diranno, se sono onesti, che le donne ci mettono molto meno degli uomini a raggiungere certi livelli, perché è come se a loro venisse proprio tanto più semplice, l'uomo deve fare molta più fatica. Quindi la donna nella sua ciclicità è più legata dell'uomo al tempo, dell'universo, e ha bisogno di accordarsi ad esso per esprimere la sua essenza. Le donne non invecchiano mai. Siamo contente stasera, eh? Il femminile è ciclicità e divenire. Eccoci qua. Quindi l'invito è a scoprire noi stesse. E come facciamo? Facendo le cose molto semplici in realtà. Allora, il respiro è la chiave di tutto. Anche nei miei corsi, per esempio, il respiro è fondamentale, si inizia sempre dal respiro. Perché portare l'attenzione lì vuol dire ritrovare il proprio centro. Nel momento in cui tu porti l'attenzione lì, è come se ti elevassi, puoi dimenticare i tuoi pensieri non ci sono più, e diventi anzi l'osservatore dei tuoi pensieri, per cui magari ti riesci anche a renderti conto dei condizionamenti, no? E riesci a renderti conto delle tue sensazioni, delle tue emozioni, e magari riesci a non essere più vittima delle tue emozioni. A volte le emozioni sono veramente difficili da gestire. È importante per le donne prendersi del tempo per se stesse, proprio per il discorso che facevamo prima. Quindi va bene la casa, la cura dei figli, ma anche prendersi il tempo per una passeggiata,
per ritrovare le amiche, per cantare, danzare, per muovere il corpo, per leggere, per recitare, fare quello che piace, fare quello che ci tiene vive a contatto con la nostra anima. Importante è trattare sempre il corpo come qualcosa di vivo, anche quando fate fitness in palestra, quando fate movimenti meccanici, quando lavate i piatti. Mettetevi su una bella canzone e danzate, giusto per dirne una. È importante creare occasioni fra donne, per creare proprio anche un linguaggio comune che manca, esporre a casa delle immagini di madre e figlia. Per esempio questa è un quadro di Leonardo in cui c'è Maria e sua madre Anna, ma proprio anche madre, la nonna, la mamma e la figlia, in modo che ci sia anche questa, diciamo, seguire questa linea generazionale anche delle donne, no? Scoprire, costruire oggetti da scambiare tra madre e figlia. È importante non nascondere quello che si sente e usare l'abbraccio, usare molto il contatto fisico, più possibile, con tutto il corpo. Quindi è un po' un tornare a casa e tornare ad abitare il proprio corpo, a sentirlo. Abbiamo visto la tattilità, no? Quanto sia importante in un mondo che per esempio dà molta importanza agli occhi, a questo senso. Quindi questo lavoro non costa necessariamente del denaro, ma costa del tempo, attenzione. E il fatto di essere a volte scontente può essere un buon segnale, un segnale importante da ascoltare, vuol dire che c'è da cambiare qualcosa e che si può cambiare qualcosa. La mia maestra, insegnante di Perineo, dice che, e viene dalla sua scuola di sensory awareness, la scuola bioenergetica che è la base della metodica che uso, dice che ogni momento può essere un nuovo momento. E se ci pensate questa cosa è meravigliosa, tutto può cambiare, tutto può cambiare. Ecco, allora, se voi volete, non siete troppo stanchi, c'è un video che è un po' lungo, però vi ricordate che ho detto le dimensioni spirituali della verginità e della maternità. La dimensione spirituale della maternità non vuol dire necessariamente mettere al mondo un figlio per una donna, perché a volte purtroppo viviamo anche in questa condizione che non ci sentiamo donne se non partoriamo. E anche questo non va bene. Per dimensione spirituale della maternità si intende proprio il fatto di essere creative, di ascoltarsi, di ascoltare proprio questo flusso che abbiamo dentro. Avete voglia di vedervi questo parto? Ve l'ho già detto. È un parto, diciamo, che è tenuto da un'ostetrica, tra l'altro sono due gemelle. C'è questa ostetrica giovanissima di Malo che fa parti in casa, cioè avrà iniziato che aveva 23-24 anni, proprio un talento. E a me piace questo video perché ti dà proprio una dimensione, ti mostra quella che è la dimensione spirituale del mettere al mondo una vita. Allora, siccome siamo partiti stasera domandandoci ma come mai noi mettiamo al mondo, generiamo e veniamo trattate così, mi piaceva terminare mostrandovi cos'è il generare e anche come può venire vissuto, perché oggi per esempio anche partorire, non c'entra molto con l'argomento ma c'entra sempre, partorire con questi ospedali sempre più grandi, no? I piccoli che vengono chiusi e i tagli del personale, anche lì sta diventando non così semplice, quindi stanno tornando i parti in casa. Per esempio io ho partorito in 2 strutture meravigliose, molto attente al parto naturale, le hanno chiuse tutte e 2, Vipiteno e Villa Salus a Mestre. Onestamente, avete voglia di incontrarlo? E poi abbiamo finito, ci sono le domande.
Grazie. Qui c'è la bibliografia essenziale e forse siete più interessati ai video, non lo so. Vabbè, poi ci sono i corsi se volete. Il prossimo corso che terrò è un mini corso su pavimento pelvico il 26 ottobre, però è a Bassano. Grazie, grazie, siete stati bravissimi perché mi rendo conto che è lunga e anche finire con un video così. Bene, signori, ringraziamo tanto Sara. Grazie a voi.